iniziativa è in collaborazione con la Misericordia e il Comune di Piancastagnano. Abbiamo fatto questa iniziativa per entrare nel sociale, per aiutare più possibile le persone che hanno bisogno. L'iniziativa è praticamente con la collaborazione della Misericordia accompagniamo la gente bisognosa e non si possono muovere, che hanno problemi di trasporto dentro al supermercato, e questa collaborazione avviene, un addetto della Misericordia entra nel supermercato con il cliente che ha chiesto assistenza, l'aiuta a fare la spesa e poi viene riaccompagnato nella propria abitazione. È completamente gratuita e è basata sulla solidarietà e con la partecipazione del Comune e la Misericordia. Ecco, quindi signor Davide, nel suo punto vendita le persone verranno prese a casa, le persone che hanno problemi di deambulazione oppure persone più anziane verranno accompagnate qui e usufruiranno dei servizi in maniera normale. In maniera gratuita. Ecco, in maniera gratuita, quindi non c'è un'aggiunta di costi. Completamente gratuita. Questo come nasce? Al di là della volontà sociale e così via, vi siete incontrati? Con una stretta collaborazione con la Misericordia, che la Misericordia voleva entrare nel sociale più possibile, e parlando con Misericordia ci ha chiesto se si poteva fare questo tipo di collaborazione. Quindi noi abbiamo dato la massima disponibilità, anche perché è un aiuto sia per la nostra attività che per il sociale, dove andiamo a fare questo tipo di operazione. Ecco, quindi è un incontro tra la parte pubblica, la parte sociale, nel senso proprio di servizi sociali, e la parte, chiamiamola commerciale, che si incontrano insieme per dare un servizio a 360 gradi ai cittadini. E il Comune di Piancastagnano ha dato la sua collaborazione aiutandoci nel progetto, nelle affissioni, nella cartellonistica che viene distribuita in tutto il paese. Ha una scadenza questa iniziativa? Assolutamente. Quindi è in crescita, con eventuali sviluppi. Partiamo quindi con l'inizio di quest'estate e vediamo cosa accadrà in futuro. Bene, allora in bocca al lupo signor Davide. Grazie.